Buonasera a tutti ragazzi, come potete vedere ragazzi c'è un maltempo proprio in arrivo. Come si era previsto ragazzi, guardate sulla Sicilia e sul meridione è proprio diciamo bello compatto, però guardate pure a Friuli Venezia Giulia, diciamo a Nord Italia, quindi anche un po' a Genova, diciamo sulla Liguria, quindi un maltempo che si sta avvicinando pesantemente, quindi in questi minuti ragazzi è proprio come vedete, quindi anche qui a Salerno ha incominciato a piovere un pochino, ma non molto forte, quindi credo che a breve ragazzi qua arriverà davvero un sacco d'acqua, quindi sta incominciando a piovere, quindi dopo Salerno toccherà a Napoli, anzi no, veramente prima come regola Avellino, poi Caserta e poi ciao Lupus. Quindi poi giustamente andrà a salire. Quindi come potete vedere anche al nord che prima non c'era ragazzi sarà investito dal maltempo. Quindi Friuli Venezia Giulia, Liguria, un po' dappertutto, un po' Lombardia, un po' Piemonte. Si salva un po' Val d'Aosta diciamo, ma poi al finale su Val d'Aosta se vedete è viola e quindi il viola ragazzi è neve, questo voglio specificare, dove vedete in alto in viola quello è neve, poi il blu freddo, nero, pioggia forte, abbondante, rosso tipo allerta rossa e via dicendo, quindi poi guardate questa è la proiezione ragazzi per le 10, cioè che ore sono, fammi vedere, 22:52, quindi questa qui era la proiezione per le 10. Ciao Marinella, ciao. Poi faccio l'ultima proiezione, quello che ho visto, eccola qui. Questa qui, ragazzi, è per mezzanotte. Come vedete, ciao Olivia, buonasera. È peggiorata la situazione, sta arrivando anche su tutta la Puglia. Sì, 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 Novus, ho letto, guarda, adesso tutta la Sicilia, tutta, diciamo, la Puglia, tutta la Campania e ancora, diciamo, su Friuli Venezia Giulia, Liguria e sta toccando anche la Toscana, se ci fai caso. Poi, secondo me, in mattinata colpirà pure Roma perché vedi questa macchia gialla, diciamo, questa qui, dove sta? Questa qui, eccola qua, arriverà sicuramente su Roma. Poi a finale qua sta sulla Liguria, diciamo, quindi Piemonte, Lombardia, sono tutti colpiti, diciamo, da questo fronte freddo. E poi le Alpi e le Prealpi sono in viola, ragazzi, significa che lì fa la neve. Cioè, voglio alzare un po' il cellulare, eccolo qua, vedete? La Sardegna la prende in pieno, sì, sì, per domani la prende in pieno, sì. Per stasera no, ma domani la prende, ho già visto l'altra volta, mi ricordo. Vedi questa perturbazione che sta qui? Questa qui passerà tutta sulla Sardegna. Ciao Alessandro. Quindi questa perturbazione qui arriverà tutta sulla Sardegna domani qua. Poi invece questa qui, in effetti, questa che sta qui salirà fino a Roma qua. Poi man mano poi peggiorerà la situazione, quindi poi vedremo domani mattina come starà messo. Quindi questa è la proiezione per mezzanotte, ragazzi. Poi peggiorerà ancora di più. Sì, sì, Lupus, il problema è proprio questo. Qui fa caldo, qui ancora addirittura abbiamo il ventilatore acceso, quindi ciao Angela. Sì, sì, ragazzi, è destinato, ho visto la settimana, l'ho visto sul cellulare, ragazzi, piove per tutta la settimana, perlomeno a quando stanno le previsioni così, quelle là, sa, quelle che si accendono col cellulare, da pioggia tutta la settimana, però poi andate a guardare anche dal satellite, è vero in effetti, quindi perlomeno il sud Italia, ragazzi, sarà una settimana proprio da lunedì a sabato proprio piena d'acqua, diciamo, quindi Sicilia, Sardegna. Campania, Puglia, Reggio Calabria, poi ci sarà Friuli Venezia Giulia. Sì, sì, poi alla fine prenderà tutta l'Italia. Sì, sì, ragazzi, guardate, io vi dico che qui io c'ho ancora il ventilatore acceso, guardate, non dico bugie, eccolo qui, penso che lo vedete, no? Vedete? Quindi non sto dicendo bugie, in effetti, ragazzi, fa davvero caldo. Quindi qua stiamo ancora col ventilatore, penso un po'. Di solito stanno già con la stufa d'altrove, invece qua io ce l'ho ancora, ce l'ho a uno, però ce l'ho acceso, non è che ce l'ho a tre.
Quindi penso che tutta quest'aria calda con questo freddo che si scontrerà con l'aria fredda, penso che, come dice, sarà qualche nubifragio, ci sarà sicuramente. Poi fate attenzione dove... Sì, 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 c'ho tablet, sì. Fate attenzione anche dove stanno le macchie rosse, perché ragazzi è così in effetti, dove sta il rosso ci saranno più concentrazioni di pioggia. Quindi come potete vedere ragazzi alla fine della Puglia, cioè in effetti queste macchie rosse qua è ancora più forte la pioggia. Verde, giallo, giallo tipo come un'allerta gialla, rossa è tipo come un'allerta rossa e poi questo arancione qui ragazzi è tipo come un'allerta... No, qua stiamo... Hai visto? Ho fatto vedere diciamo, il ventilatore. No, qua fa caldo ragazzi. Anche se sta piovendo, ma sicuramente se guarda farà 2-3 ore di pioggia forte, quasi allaga tutto pure a Salerno. A Salerno, ripeto, siamo fortunati ragazzi perché abbiamo il fiume che va a finire in mare, quindi non si ingrossa più di tanto perché defluisce, diciamo, verso il mare. Però già a Torino io ci sono stato, il Po dove va a finire il Po? Allora io mi ricordo i Murazzi, ragazzi, se quello si ingrossa il Po lì, e dove va a finire? È a Torino per forza, dove vanno i fiumi? A Vigevano, io sono stato a Vigevano ad esempio, no? Là ci sta quel corso, diciamo, so che quello mi disse una mia amica che abita a Vigevano, che quando si ingrossa che piove allaga tutto, ragazzi, quindi diciamo che ho girato molto Piemonte, Milano, a Vigevano ci sta questo tipo fiume, lo chiamo io, però è un canale secondo me. Se si ingrossa quello straripa facilmente anche perché è stretto. Sì, sì, guarda, io ci sono stato, camminavo lì con il camion, quando andavo a Vigevano, avevo questo canale nel lato sinistro mio e io dicevo, ma che cos'è questo? È una specie di fiume, però dice un pericolo quando piove perché si ingrossa e allaga tutto. Quindi ho detto, meno male che a Salerno ci sta il mare, così diciamo, affluisce tutto nel mare, quindi anche noi abbiamo il fiume Irno, però ragazzi, quando si ingrossa, perché anche qua si ingrossa, però va rapidamente al mare, quindi non straripa, capite? Quindi anche se ci sono 2 o 3 ore di pioggia forte, ragazzi, riesce a, diciamo, a defluire tutto a mare. Sì, capita che le fogne si otturano e quindi la strada si allaga, questo sì, però non è proprio esagerato come al nord dove i fiumi proprio si ingigantescono proprio, quindi il Po pure. Io ci sono stato ai Murazzi, ragazzi, io immagino già quel fiume che si riempie. Sono stati ai laghi di Avigliano a Torino, quindi già mi immagino che se piove quelli si alzano di molto, ragazzi. Quindi diciamo che il Piemonte lo conosco a memoria, ragazzi, la Lombardia un po' meno, però il Piemonte, ragazzi, proprio lo so a memoria. Quindi so che purtroppo io mi ricordo i miei amici quando andavano a mare, la località più vicina era la Liguria, cioè tutti i torinesi andavano in Liguria a mare, quindi ci mettevano più o meno 2 ore per andare a mare. Mi ricordo benissimo che li prendevo in giro, dico dove vai a mare? No, vado in Liguria. E quando ci metti? No, 2 ore, 2 ore e mezzo, quindi diciamo che loro stanno lontani dal mare, c'hanno il Po, c'hanno i laghi, questo sì, però se piove è un casino, poi specialmente a Piazza Castello. A Caselle ci sono stato, adesso passavo tutti i giorni a Caselle perché io andavo a Rosta, lì ci sta, diciamo, il capannone, come lo chiamo io, no? Dove andiamo a prendere la roba per poi partire. Quindi io facevo Rosta, poi facevo Collegno, facevo Rivoli, tutte queste località le so tutte a memoria, quindi lo so, Caselle, Casal Monferrato, Carmagnola. Sì, sì, ho parlato del terremoto. Guarda, ho fatto il video prima, guarda, un video prima di questo qua. E c'è stata la scossa. Sì, sì, lo so, Alessà. Il mio capo prende sempre l'aereo, ce l'ha per vizio lui. Io ho una paura di pigliare l'aereo. Questo invece sale e scende dall'aereo. Sì, sì, ne ho parlato comunque. Ho fatto Lupus, ho fatto il video prima. Ho detto, ho
forte terremoto di magnitudo 5 e ho detto che ci stanno 5, stanno 4 feriti, di cui uno è grave. Ho detto non so, ho detto faccio un aggiornamento, per ora ho controllato, non ci sta nulla. Ci sono molti danni a strutture pubbliche e private, stanno procedendo per i controlli. Quindi credo che domani in Francia staranno chiuse le scuole e diciamo queste istituzioni, università, queste cose qua, diciamo, per controlli per vedere come stanno messi. Quindi io il video, prima di questo qua potete trovare il video, quello del terremoto in Francia, che ho detto che è una cosa rara perché in Francia è raro che avviene un terremoto perché non è proprio non è una zona sismica. Sì, sì. Vabbè, ma quello è normale, dopo. Al finale diciamo sempre le stesse cose. Sì, ci sono stato a Caselle, sì, però il problema è spostarsi. Alessà, io ci sono stato lì. Il problema, meno male che io c'avevo il day, diciamo il furgone, il camion. Sì, in effetti chi ha detto 5, chi 5.4, al finale è stato un casino capire anche la magnitudo. Perché chi diceva 5.4, in GV 5.0, poi l'hanno corretto. Diciamo che hanno fatto un po' l'altalena, in effetti. Quando l'ho visto io era 5. Poi sono andato a vedere sull'IGV portava 5. Poi sono andato a vedere sull'MSC 5.4. Neanche loro trovavano pace per come era stato il terremoto. Quindi diciamo, come assieme, neanche loro lo sapevano. Quindi ti dicevo che adesso lì non ci sono, non puoi spostarti facilmente. E sì, sì, vicino, aspetta, com'era? Monte, non vicino a Montpellier, ma ti dico io esattamente dove, perché l'ho fatto poco fa l'articolo e quindi ti dico subito dove l'è stato visto. È una zona a sud del... Eccolo qua. Allora, fammi vedere dov'è. Allora. Ah, Montelimar è stato, ragazzi, sì, mi ricordavo che incominciava con però non volevo dire Montpellier, quindi Montelimar. Però la terra ha tremato sia a Lione che a Grenoble, da Marsiglia a Montpellier, quindi diciamo, sì, me l'hanno detto perché uno mi ha detto Giuseppe, ma come mai? Ciao Alessia, ha detto come mai sull'Etna c'è la neve, ad Avellino non c'è? Ho detto guarda che in Sicilia è normale che fa la neve. E ho detto è l'unica regione dove ci sta il mare e ci sta la neve. Ho detto quindi, ho detto guarda pure ad Avellino farà la neve perché la fa sempre. Se giustamente lo deve dire il sindaco, in effetti guarda, a Bari ci sta il maltempo, però giustamente può darsi pure che vai domani mattina e vedi che sta chiusa, eh. Non è detto che domani facciano la comunicazione poi. Per ora ragazzi nessuna comunicazione ho visto per vedere le scuole chiuse, nessun sindaco di nessuna regione ha fatto diciamo la chiusura delle scuole. Solo in Francia a causa del terremoto. Tu di dove sei, Diego, esattamente? Bari, Taranto, deve essere di qua? No, Sicilia. Perché l'allerta rossa più o meno è da queste parti qui, credo. Oppure Villa San Giovanni, sì, sì. No, io altre parti, ragazzi, non so proprio nulla, quindi se no ve lo dicevo, avevo fatto il video sicuramente. Non parla nessuno di, diciamo, di scuole chiuse. Perlomeno, ragazzi. Però il sindaco con il bracciale davanti alla scuola. Bari allerta arancione, sì, vedi ci sta l'arancione sopra, sì. Comunque ragazzi, Villa San Giovanni, per chi non lo sa, è un comune di Reggio Calabria, in Calabria, quindi
potete vedere che lì ci sta l'allerta rossa, vedete ci sta ci sta proprio questa macchia rossa, ragazzi, e lì è Villa San Giovanni dove diciamo Diego ha detto che ci sarà la chiusura delle scuole, anche perché lì guardate ragazzi è proprio rosso rosso, quindi può darsi come ha detto Lupus che domani trovate le scuole chiuse, quindi non è detto che oggi non avete avuto diciamo l'avviso, però è capace che domani andate e le scuole sono chiuse, può darsi, quindi non è detto, poi dipenderà anche dall'allerta che hanno dato, quindi dove sta Diego a Villa San Giovanni è rosso ragazzi, quindi è, diciamo è questa parte qua. Ah, è tutta la provincia di Reggio Calabria, quindi già è confermato questo, sì. Allora, vedi, in Calabria hanno... Sì, sì. Ciao Alessà, buonanotte. Sì, sì. Sì, sì, vedi, i colori sono quelli lì, in effetti i colori rispondono alle allerte, quindi il verde è pioggia normale, quella gialla, poi ci sta l'arancione e poi c'è il rosso. Il rosso, come sapete, è quello più forte, quindi è inutile che ve lo spiego. Poi viene l'arancione, poi viene il giallo e il verde è normale. Poi tutto quel blu che vedete, ragazzi, è fresco, cioè è aria fredda. Poi quello lì viola che vedete in alto, ragazzi, tanto per far capire, e quella è la neve, ragazzi, quindi è freddo. E intanto no, perché vedi, se ci fai caso, Diego, porta blu e viola, voglio dire blu, cioè in effetti porta neve e freddo, ma non porta pioggia. Quindi perlomeno, però aspetta che domani pioverà anche al nord, quindi non ti preoccupare che già avevo visto 2 giorni fa e quindi pioverà pure al nord. Stanotte pioverà a sud Italia, poi domani pioverà pure da voi al nord, però premetto che ci sarà la neve, se vedete è viola e blu, quindi freddo e neve. Poi sulla Toscana, giustamente qui si sta avvicinando, vedete, un'allerta arancione e una gialla, quindi prenderà un po' tipo la Toscana e il Lazio, quindi penso che domani questa diciamo perturbazione si sposterà proprio su Toscana e sì, sì, e si vede, eccola qui. Ecco, la Toscana sta qui, quindi vedete gialla. Sì, sì, ragazzi, questo guardate, io l'ho comprato, questo diciamo l'ho comprato su internet, questo è proprio dal satellite viene, l'ho pagato un pochino, però ragazzi funziona davvero bene, quindi è affidabilissimo al 100% in tempo reale. Ho fatto un acquisto diciamo abbastanza bene perché davvero è preciso, vedete i colori, l'allerta gialla, l'allerta rossa, il blu e il freddo, è fatto per bene, la verità, quindi col meteo mi affido a questo qua. Poi quando ci sono i cicloni, comunque pure quando ci sono i cicloni, gli uragani, cambio semmai la destinazione, invece di scrivere Italia, scrivo che ne so dove sta l'uragano e vado a vedere in che parte del mondo sta. Quindi è affidabilissimo. Qui ho fatto quello di Dorian, tutti gli uragani che ci sono stati ultimamente ed è stato affidabilissimo. Come aveva detto, così è stato. Quindi è affidabilissimo. Quindi credo che stanotte, ragazzi, perlomeno il sud. Allora, domani, adesso Diego ancora no, perché come vedi si sta avvicinando l'allerta gialla, quindi è per domani. Fino a questa è la previsione per mezzanotte, quindi fra un'oretta, diciamo, quindi e vabbè, può darsi che domani vai a scuola e trovi chiuso, dai. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo a domani. Buonanotte a tutti, quindi fate massima attenzione sempre. Vabbè, Diego, un po' di pazienza, vedi che arriverà. Poi dopo, quando incomincia a piovere, dopo dici quando è che smette dopo. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti. Notte, Jasmine.